Buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori, bentrovati all'ultima puntata settimanale di Auto da Fè. Di solito abbiamo il colloquio il venerdì con il professor Pezzani, che però è stato richiamato da Donald Trump alla Casa Bianca perché non aveva finito di dare i consigli della settimana precedente alla scorsa. Quindi sarà con noi settimana prossima e gli chiederemo come sta The Donald intanto, innanzitutto, e come lo vede. Insomma, il professor Pezzani ha un intuito formidabile e quindi ci spiegherà i retroscena politico-economici del Presidente degli Stati Uniti. Comunque, detto questo, c'è una notiziona che peraltro avrete già sentito pressoché sicuramente, ovvero in relazione alla vicenda riaperta dell'omicidio di Chiara Poggi, il caso di Garlasco, sono arrivate accuse pesanti per i vertici della procura precedente di Pavia, il procuratore capo di Pavia di prima, quello che fece le prime indagini, e gli inquirenti. Soldi all'ex procuratore di Pavia per scagionare Sempio. Questa è la notizia che naturalmente configura un reato gravissimo, quello di corruzione in atti giudiziari. È un reato molto grave per il procuratore capo Mario Venditti, che è indagato. La famiglia Sempio sapeva prima le domande dei pubblici ministeri. Questa è la gravissima accusa che pende adesso in capo a un magistrato, l'ex procuratore capo di Pavia. Perquisizioni nelle abitazioni degli zii e dei genitori di Andrea Sempio. La procura di Brescia, competente territorialmente in questi casi sulla procura di Pavia, ha iscritto nel registro degli indagati l'ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti per corruzione in atti giudiziari nell'inchiesta di Garlasco. Questo getterebbe una luce completamente diversa su tutta la storia, ovviamente, che sarebbe stata viziata fin dall'origine perché non fossero appurati il o i reali colpevoli dell'omicidio di Chiara Poggi. Per la pubblico ministero Claudia Moregola della Procura di Brescia e per il procuratore capo di Brescia Francesco Prete, l'ex procuratore di Pavia Mario Venditti sarebbe stato corrotto proprio con denaro, con vil moneta, per scagionare Andrea Sempio. I militari della Guardia di Finanza di Pavia hanno perquisito le abitazioni dell'ex procuratore Venditti, che per 2 volte archiviò Sempio, e la casa dei genitori e degli zii dello stesso Sempio. 9 le persone in tutto raggiunte dal decreto di perquisizione. All'ex procuratore Venditti sarebbe stata proposta o comunque ipotizzata la corresponsione di una somma di denaro, giusto appunto. Secondo la procura di Brescia, sono quindi altri magistrati che parlano, quelli di Brescia, che scrivono, anzi, le indagini condotte nel 2017 a carico di Andrea Sempio sono state caratterizzate da una serie di anomalie, tra cui l'omissione da parte della Procura Generale incaricata delle indagini della trasmissione di alcuni passaggi rilevanti delle intercettazioni ambientali. Pari pari quello che è successo ad Erma, dove sono scomparse addirittura alcune intercettazioni, ma non è successo nulla di quello che sta accadendo a Pavia nella vicenda della strage di Erba. Questo lo possiamo dire chiaramente. Lì non c'è stata nessuna procura che abbia raccolto i gravissimi indizi di possibili reati del tutto simili a questi, tranne la corresponsione di denaro, che è un altro discorso. Qui i magistrati a Pavia ipotizzano anche che la corruzione nelle indagini e negli atti giudiziari sia dovuta alla dazione di denaro, cioè pago il procuratore per sviare le indagini. Mentre a Erba non si è mai ipotizzato questo, si sono solo ipotizzati dei gravissimi reati e omissioni, che nessuno però ha appurato, perché quei 2 là evidentemente devono marcire in galera. Secondo la Procura di Brescia, dunque, le indagini sono state caratterizzate da anomalie, tra cui l'omissione della trasmissione di alcuni passaggi rilevanti delle intercettazioni ambientali. Nel caso di Erba sono proprio scomparse, nei giorni chiave in cui, per esempio, il signor Frigerio poi alla fine tira fuori in qualche modo, perché non lo farà mai chiaramente, il nome di Olindo Romano. Lì spariscono le intercettazioni dei suoi colloqui con i carabinieri, con lo psichiatra, eccetera. Sarebbero emersi alcuni contatti opachi col personale della sezione di polizia giudiziaria e la breve durata dell'interrogatorio di Andrea Sempio lascia trasparire la verosimile conoscenza anticipata da parte dei membri della sua famiglia, di Sempio, dei temi sui quali sarebbero stati sentiti dai pubblici ministeri, cioè gli hanno raccontato prima le domande che gli avrebbero fatto. Questo racconta l'agenzia ANSA. I carabinieri e i finanzieri all'opera da stamani a Garlasco, nelle abitazioni della famiglia Sempio, sono coordinati dalla Procura della Repubblica di Brescia, che ha emesso i provvedimenti nell'ambito di un fascicolo che vede indagato appunto l'ex procuratore Venditti. L'inchiesta per corruzione in atti giudiziari ha portato alle perquisizioni delle dimore dello stesso procuratore a Pavia, a Genova e a Campione d'Italia,
e delle case di 2 appartenenti alle forze dell'ordine ora in congedo, presumibilmente l'ex colonnello Cassese, che è andato tante volte in TV, l'avrete visto, e lavoravano nella sezione di polizia giudiziaria della Procura della Repubblica di Pavia. Dall'alba di stamani sono in corso perquisizioni in merito alle indagini, scrive ancora l'agenzia ANSA, che si ripete 18 volte, come potete notare. Le perquisizioni in corso sono operate dai Carabinieri di Milano e dalla Guardia di Finanza di Pavia su disposizione della Procura di Brescia. Così l'agenzia ANSA. Ma oggi io vi vorrei proporre un paio di considerazioni su un tema che abbiamo già toccato e da un sito che abbiamo già citato, arcipelagomilano.org. Se volete, diciamo, avere un'inquadratura un po' diversa dalle solite circa i fatti di Milano, e in particolar modo l'urbanistica, che in questo momento è al centro di altre indagini, anche qui giudiziarie, naturalmente tutti le conoscete, andate su questo sito arcipelagomilano.org, dove c'è un formidabile giornalista e protagonista della vita pubblica milanese, Luca Beltrami Gadola, che viene anche da una famiglia di costruttori edilizi, guarda un po', che ne sa di queste cose, ne sa di politica e ne sa di giornalismo vero, quello che dà notizie, quello che invita a ragionare, quello che fa riflettere. Allora c'è un bellissimo articolo del 16 settembre scorso in home page su arcipelagomilano.org, firmato proprio da Luca Beltrami Gadola, che prima o poi avremo ancora con noi, perché è una delizia conversare con lui. È un esponente della sinistra milanese, ma la sinistra quella di una volta, quella coi piedi per terra, quella concreta, quella poco ideologica e quella che mirava a una certa visione pubblica della città, a una certa visione anche politica della città, che è scomparsa completamente, cioè mettere al centro il benessere collettivo, i cittadini, tutte quelle belle parole che non sono più ormai caricate di significato, che non vogliono dire più niente in sostanza, no? Che sono tutte balle esplicite oggi, ma che una volta avevano il loro valore e che venivano portate avanti e difese da persone come Luca Beltrami Gadola, il cui editoriale vorrei proporvi. Molti anni or sono, scrive il direttore di arcipelagomilano.org, un amico, e parlo del secolo scorso, sapendomi impresario edile, mi chiese di fare alcuni lavori nel suo appartamento e io gli domandai di fornirmi i titoli edilizi necessari. Dopo qualche settimana tornò da me con le mani nei capelli e mi disse che per queste opere, ancorché di nessun rilievo, aveva dovuto avvalersi di un architetto, che la documentazione necessaria era consistente e lui aveva fretta. Io gli dissi che senza quella documentazione non avrei mosso un chiodo, ma lui, un po' piccato, mi disse che persone di sua conoscenza avevano fatto lavori più impegnativi dei suoi senza alcun permesso, limitandosi a dare una mancia a chi veniva a sorvegliare perché chiudesse un occhio. Il farlo era prassi corrente allora. Ormai la mosca nell'orecchio mi era entrata, scrive Beltrami Gadola, perché ero fresco di letture di Émile Durkheim, il sociologo francese vissuto a cavallo del Novecento. Lettura casuale, mentre mi informavo sulla sociologia del diritto, in particolare il diritto urbanistico. Cercavo per fatti miei una risposta alla domanda del perché di certe norme e del perché le trasgressioni fossero così tante. La gente non capiva le norme stesse, non capiva perché si ledesse il benessere dei propri concittadini semplicemente per spostare il locale del bagno da una parte all'altra del proprio appartamento. E allora una mancetta e via. Fu allora che scoprì il termine devianza in tutte le sue declinazioni, che va aggiunto al termine induzione indebita ambientale del mio passato editoriale. Se vi ricordate, l'abbiamo letto, l'editoriale dove Luca Beltrami Gadola parlava dell'induzione indebita ambientale. Cosa vuol dire? Che a Milano, diceva, se voi guardate quelle 20 persone che contano, siedono in 18 consigli di amministrazione, se uno è compagno dell'altro, si conoscono tutti e quindi non c'è neanche bisogno di atti corruttivi. Se te c'hai bisogno di qualcosa, li conosci tutti, è una cricca, è una casta, sono alla fine poche persone che comandano. Siedono in 18 consigli di banche, di assicurazioni, di società di costruzioni, di studi grossi che contano, che hanno rapporti col comune, con la regione, eccetera, si conoscono tutti. Quindi quando c'è da fare qualcosa di sballato, di fuori dalla norma, di devianza, non c'è neanche bisogno di chiederlo, lo fai perché quello là lo conosco, perché quello mi conosce a me, io conosco il terzo, il quarto e il quinto e siamo in 15 in tutto, una piccola casta, una cupola. Il significato del termine devianza lo traggo dal dizionario Treccani. Devianza, termine usato per indicare quei comportamenti che si allontanano da una norma o da un sistema di regole.
In particolare in sociologia, devianza significa non conformità agli standard normativi del gruppo o sottogruppo sociale di appartenenza e più spesso a quelli del gruppo dominante, il quale, non potendo accettare tale comportamento abnorme, lo disapprova e spesso lo condanna con l'emarginazione o con sanzioni sociali di vario tipo. Ebbene, scrive Beltrami Gadola, in questo caso il sottogruppo di appartenenza è costituito dagli immobiliaristi e dalle imprese di costruzione, che ovviamente non la disapprova la devianza, ma anzi la strumentalizza, con la conseguenza di trovarsi accusati di indebita induzione come oggi. Sociologia del diritto. L'urbanistica è un campo di studio che unisce la sociologia urbana e la sociologia del diritto per analizzare le dinamiche sociali e i problemi legati alla pianificazione, alla trasformazione del territorio e delle città. Studia come le norme e le pratiche del diritto urbanistico influenzino la vita nelle aree urbane, esaminando sia gli aspetti formali, le leggi, gli strumenti di pianificazione, sia quelli informali, come le pratiche sociali, i conflitti che emergono, con lo scopo di fornire input per la creazione di politiche urbane più efficaci e di un ambiente urbano più funzionale. L'importanza di queste discipline, scrive Beltrami Gadola, è alla base del nostro sistema legislativo, del quale vediamo gli effetti. Per tornare ai pubblici ministeri e all'inchiesta sull'urbanistica milanese, per prima cosa ho provato una certa compassione per loro. Occuparsi di quel casino delle leggi a contenuto urbanistico è una faticaccia, ma comporta anche amarezza, perché ci si accorge che ogni legge, leggina, regolamento, ma soprattutto ogni determina dirigenziale, sono quelli che fanno i dirigenti del comune o degli enti preposti, non è a tutela del bene comune, ma prevalentemente nell'interesse di qualche lobby o gruppo di potere, e non solo nell'urbanistica, dove è più palese, ma ovunque, dalla conserva di pomodoro alla finanza. Subito dopo aver provato compassione, mi sono domandato due cose. Perché la macchina comunale Milano funzionasse così male e cosa fossero le determine dirigenziali e come spiegarlo ai lettori. Per cominciare è necessario che chi abbia queste curiosità vada a vedersi l'organigramma del Comune di Milano, c'è anche il link sull'articolo su arcipelagomilano.org. Se aprite l'organigramma del Comune di Milano cliccando su direzione, ce ne sono tante, vi si apre un link che porta ad una pagina e vi consente di esaminare tutto quel che serve. Facciamo l'esempio della direzione specialistica legalità e controlli. Vi trovate l'organigramma interno, vi trovate il nome del dirigente responsabile e seguendo le frecce rosse trovate gli allegati. Continuate lo scrolling fino agli allegati e continuate lo scrolling fino al PDF intitolato Direzione specialistica legalità e controlli, strutture organizzative e competenze. Questa è la mappa del tesoro che spiega tutto, ma va collegata con la questione delle determine dirigenziali. Si tratta di un documento di 8.000 caratteri. Ogni direzione produce determine dirigenziali. Ma cosa sono le determine dirigenziali? Una determina dirigenziale è un atto formale autoritativo emesso da un dirigente monocratico, cioè solo lui, non è un collegio, di un ente pubblico per esprimere la propria volontà e prendere decisioni nell'ambito della gestione amministrativa, finanziaria o tecnica che gli è stata delegata. Funge da provvedimento conclusivo nella fase decisionale di un procedimento amministrativo e può avere effetti esterni, impegnando l'amministrazione verso terzi, scrive ancora Luca Beltrami Gadola, specialmente in caso di impegni di spesa, e può essere un atto organizzativo oppure può essere un atto organizzativo interno. La cosa interessante ai fini nostri è che anche le determine dirigenziali sono note solo a chi, entro 15 giorni dalla loro emanazione, abbia voglia di andarsele a cercare nell'albo comunale e tuttavia sono efficaci dal giorno della loro emanazione. La determina dirigenziale non ha bisogno di alcuna altra autorizzazione da parte di altri organismi del comune. Cioè è un atto che è emesso da una persona, basta, è finita lì. Né tantomeno viene comunicata ai consiglieri comunali, anche nel caso in cui concerna questioni urbanistiche, malgrado il fatto che la materia urbanistica sia di esclusivo potere del Consiglio comunale, come il bilancio e l'approvazione. Avete capito il discorso? Cioè la materia urbanistica deve essere di pertinenza, di spettanza del Consiglio comunale, ma la determina la fa una persona sola
e tanti saluti, il consiglio comunale è tagliato fuori, quindi c'è il marcio già nella organizzazione, nella struttura. Lasciamo perdere le persone. È la struttura che non funziona, perché se la competenza deve essere del consiglio, ma la decisione la prende uno solo e non la comunica neanche al consiglio, è ovvio che lì c'è una possibile fonte di corruzione, di malgoverno, di roba storta, o no? I dirigenti sono nominati dal sindaco, lo prevede la legge 267 del 2000, decreto legislativo. Ne consegue che il reale potere in città, parliamo di Milano ma non solo, e le relative responsabilità sono in capo personalmente al sindaco. Beppe Sala, t'ha mai chiamato in causa qualcuno per questo? No. Capite che la polemica politica, che non vale assolutamente niente, perché è un bla bla bla, fatta contro il sindaco Sala dalle opposizioni di turno o dal sindaco che fosse di un altro colore dalle opposizioni di un altro turno, non vale assolutamente nulla se non parte da qui. Perché il sindaco va chiamato in causa per le sue responsabilità, che sono quelle di scegliere anche i dirigenti che faranno le determine per conto loro, cioè per conto del sindaco alla fin fine. Il reale potere in città e le responsabilità sono in capo, sia chiaro, scolpitevele bene in testa queste considerazioni e fatti oggettivi, perché valgono a leggere poi le stupidate che leggete sull'urbanistica e le indagini, la corruzione, tutte quelle fesserie, il Salva Milano, tutte quelle scemate lì. Ne consegue che il reale potere in città e le relative responsabilità sono in capo personalmente al sindaco e ai dirigenti comunali nominati dal sindaco. La Corte di Cassazione ha stabilito che la nomina dei dirigenti comunali conferita dal sindaco termina con la cessazione del mandato del sindaco, come il re che se ne va via e porta via i suoi funzionari. E quindi se vi sono devianze, sappiamo chi ne siano i responsabili, dal sindaco a scendere. È difficile capire il concetto? No, non mi pare tanto difficile. Il consiglio comunale, ormai ridotto a una riunione di notai, può ringraziare l'onorevole Bassanini, PC, PDS, PD, e questo qui che scrive è di sinistra, è del PC, era del PC, e il TUEL, testo unico degli enti locali, ovvero decreto legislativo 18 agosto 2267. Questo testo normativo italiano regola il funzionamento, le norme contabili, le istituzioni degli enti locali come comuni e province. Il governo che lo promulgò fu il governo di Giuliano Amato, che rimase in carica dal 26 aprile 2000 all'11 giugno 2001. 411 giorni, un anno, un mese e 16 giorni. Durante la durata breve, ma sufficiente a far danni e proseguire nell'opera di Bassanini nell'esautorare le assemblee pubbliche, cioè i consigli comunali, per esempio, e così allontanare gli elettori dagli eletti. Ricordate tutta la retorica dei primi anni 90 sul sindaco? Volevano eleggere anche il sindaco d'Italia, no? Cioè trasporre il modello dell'elezione del sindaco a livello di governo centrale. Perché il sindaco è vicino ai cittadini, si elegge direttamente. Sì, ciao. In questo modo qui però tu esautori completamente il consiglio comunale e la partecipazione dei cittadini quindi diminuisce. Il governo era costituito da questi partiti. Democratici di sinistra, DS, Partito Popolare Italiano, Democratici Federazione dei Verdi, UDEUR, Comunisti Italiani, Rinnovamento Italiano, Socialisti Democratici Italiani e Indipendenti. E conclude Beltrami Gadola: di questa vittoria della sinistra fummo contenti allora? La gente se ne rese conto? Non lo ricordo, ma certo non immaginavamo le conseguenze. La scarsa partecipazione al voto che tutta la classe politica, a partire dalla sinistra, quotidianamente strilla di voler combattere. Oggi non ci resta che aspettare lor signori, intenti alle personali campagne elettorali, che si occupino di noi. E da buoni democratici, fatte le debite proporzioni, non seguano le leggi di Jim Crow su quella dei separati e uguali. Quali sono le leggi di Jim Crow? Questa è una delizia intellettuale che conclude l'articolo di Luca Beltrami Gadola. I nostri democratici, i nostri democratici, specialmente quelli di sinistra, che sono alla parrocchia sua, non si sa, cioè uno che ragiona così è libero, non puoi imparrocchiarlo, è inutile, può essere stato del PC, di quello che vuoi, ma
c'ha la sua testa e la fa funzionare, e dice ai suoi compagni, non seguite le leggi di Jim Crow. Che significa cosa? Le leggi di Jim Crow furono leggi locali e dei singoli stati meridionali degli Stati Uniti d'America, dunque, emanate principalmente per mano del Partito Democratico statunitense in un periodo di tempo piuttosto lungo, tra il 1876 e il 1965. Cosa servivano a fare le leggi Crow? Servirono a creare e a mantenere di fatto la segregazione razziale in tutti i servizi pubblici, istituendo uno status definito di separati ma uguali per gli afro-statunitensi e per gli appartenenti a gruppi etnici diversi dai bianchi, cioè diversi da chi non la pensa come loro. Chiaro o no? Questo signore ha 80 anni e passa, ma scrive in una maniera eccezionalmente chiara e soprattutto piena di riferimenti di fatto, non di minchiate che non servono a niente e che servono a litigare per finta. Un altro bell'articolo, molto bello, sulla stessa testata, cioè su arcipelagomilano.org, è firmato dall'architetto urbanista Gregorio Praderio. Piccola ricostruzione delle vicende urbanistiche milanesi degli ultimi decenni. E qui, cari amici, sentite, udite, udite, uno di sinistra tesse le lodi dell'amministrazione leghista di Milano del 93, cioè del sindaco Formentini, per un motivo molto semplice. Formentini era socialista prima, ma di quelli lì socialisti milanesi vuol dire che anche loro avevano una visione pubblica, avevano in testa che la cosa pubblica non era una roba da mangiarci sopra e basta. Magari anche sì, in parte, però soprattutto era una cosa che andava fatta per il benessere collettivo, andava gestita nell'ottica del benessere collettivo. Il sindaco Formentini è stato il più socialista, il più a sinistra di tutti i sindaci che ha avuto Milano dagli anni 90 in poi. Non vi tolgo il piacere della lettura perché siamo propriamente ormai alle 10.54, no? Non ci manca molto e dobbiamo farla corta. Ma al di là del farla corta, io vi segnalo la lettura di questo articolo perché c'è una ricostruzione da parte di un architetto urbanista, quindi diciamo uno che la materia la mastica, la vive e la conosce. C'è una ricostruzione dell'urbanistica milanese degli ultimi decenni che è bellissima, bellissima perché è brevissima tra l'altro, potremmo anche finirla qui, poi anzi ve lo leggo perché facciamo prima, facciamo prima perché merita, facciamo questo focus oggi sulla questione dell'urbanistica milanese perché in realtà ci insegna molte altre cose, anche a usare il cervello per altre vicende in maniera diversa. Capita di sentire ricostruzioni delle vicende urbanistiche di Milano abbastanza imprecise, o meglio influenzate dalla narrativa presente sui giornali, spesso approssimativa, spesso allusiva, più che da dati di fatto desumibili da documenti. Parliamo poi a partire proprio da lì. Partiamo dalle leggi che ci sono, come ci ha spiegato prima Beltrami Gadò. È inutile parlare di tante balle. Qui c'è il dirigente, c'è il sindaco, l'ha scelto lui, quindi, e il consiglio comunale non c'entra nulla. Bello, democrazia la chiamano. L'ha fatta la sinistra quella roba lì. Secondo, partiamo dai fatti, dai documenti. Non basta fermarsi alle narrazioni giornalistiche. Per esempio si dice, no? Un'altra di quelle frasi che fanno venire l'orticaria: Milano era una città triste, è diventata cosmopolita, attraente con Albertini, cioè con le grandi costruzioni, con gli anni 90 e tutto il resto. Ma Milano, osserva l'architetto Praderio, arcipelagomilano.org, è sempre stata una città cosmopolita, anche negli anni 60, 70, forse in quegli anni non tanto per gli immobiliaristi. Ma per restare allo specifico urbanistico, già del 1980 il sindaco Tognoli, poi Pillitteri, lanciavano col progetto del Passante una visione ambiziosa della città, assieme a una serie di iniziative urbanistiche che con i nomi nuovi, ma soprattutto con indici ben maggiori di costruibilità e dotazioni di opere di interesse pubblico ben minori, troviamo poi realizzate nei decenni successivi. Erano gli anni dello slogan Milano da bere, che piaccia o meno non indicava certo una Milano triste. Quelle iniziative poi, tutto sommato ben impostate, vennero bloccate in parte per opposizioni interne e poi soprattutto da Tangentopoli. Ma già allora alcuni temi, nel bene o nel male, erano stati individuati bene ed è da lì che bisogna partire per le valutazioni, non da Albertini. Milano è stata umiliata dall'amministrazione leghista imbarazzante. E beh, questo è un altro luogo comune, scrive Praderio, perché bisogna ricordare che Formentini ereditò una struttura comunale a pezzi per le indagini della magistratura e subì l'ostilità
se non proprio il boicottaggio, da parte di molti dirigenti comunali schierati politicamente in altro modo, mal disposti nei confronti di questi parvenu leghisti. Eppure riuscì a rilanciare iniziative come la Bicocca, Università Teatro, i programmi di riqualificazione urbana con indici di costruzione ben più bassi e dotazioni ben più alte di quelli attuali, in particolare sull'interesse pubblico, sulle aree ferroviarie. Indicazioni, queste ultime, che poi non ebbero seguito a causa di incomprensibili irrigidimenti degli uffici sulle proposte pervenute, sui quali sarebbe meglio meditare. E altro ancora. Insomma, Formentini era uno che le politiche pubbliche le ha fatte in relazione all'urbanistica. Costruiamo, ma con il beneficio per il pubblico. Indici di costruzione bassi, dotazione per il pubblico alta. Eppure è forse proprio per questo, osserva Praderio, che quell'amministrazione leghista Formentini godette di scarsa visibilità giornalistica. Perché se abbassi l'indice per gli speculatori edilizi, per gli immobiliaristi, eccetera, e se sei troppo severo con la rendita fondiaria, in qualche modo quelli che poi controllano la pubblicità, i giornali, l'informazione, te la fanno pagare. Quando ad esempio la giunta Formentini approvò la delibera, circa 3 milioni di metri quadri di aree dismesse da recuperare, la principale testata giornalistica cittadina, il Corriere della Sera, intitolò un articolo in questo modo: oggi la giunta ha approvato la manutenzione delle panchine in tale via tal dei tali, ovvero una notizia minore, tacendo completamente quella principale. E sempre succede così alle amministrazioni che toccano certe posizioni, mentre vengono elogiate quelle, destra o sinistra, che invece le favoriscono. Le cose vanno così. Facciamocene una ragione, ma cerchiamo di non crearci opinioni in base ai titoli dei giornali. Insomma, Albertini riprende, con maggiori vantaggi per i privati, iniziative precedenti. E se gli si dà il merito di aver reso allegra Milano, allora non solo gli si fa un favore, ma si rischia di partire con il piede sbagliato nelle valutazioni. Quello che in realtà è avvenuto, ed è difficilmente contestabile, scrive Praderio, durante le amministrazioni Albertini e soprattutto in quella successiva, cioè col sindaco Pisapia, con il PGT Masseroli, Moratti Pisapia, è una gara ad aumentare i diritti edificatori per i privati, più che raddoppiati, e a diminuire le opere di interesse pubblico, più che dimezzate, ma vanno valutate nella loro articolazione: servizi, case sociali, beni storici, tassazioni, traffico, eccetera. Questa tendenza in parte è stata corretta dalle successive amministrazioni come quella di Pisapia, ma senza mutare veramente segno, forse per troppa attenzione al giudizio dei giornali, i quali giornali infatti furono molto benevoli, anche a seguito di eventi come il cambio d'uso della sede del Corriere della Sera, ma guarda un po', in via Solferino, e successiva vendita, forse a un prezzo troppo basso, ma insomma. Ovviamente non c'è nulla di male nella trasformazione urbanistica delle aree dismesse. Solo ci si attende che parte dei valori realizzati abbiano ricadute positive sulla città in termini di interventi di pubblico interesse. Il pezzo prosegue e fa la domanda sul presente. La vera domanda resta un'altra: la pioggia di miliardi che si è rovesciata su Milano ha portato benefici a tutta la città o solo ad alcuni investitori? Sono iniziative di tipo estrattivo, per usare il termine del premio Nobel Acemoglu, o invece portano valore per tutti? Come rispondete voi? Qual è la risposta? Siamo arrivati alle 11 purtroppo. Fatevi un bel giro su questo arcipelagomilano.org, ma per quanto riguarda le altre cose ne parleremo, perché poi c'è da fare una considerazione su quello che è il peso del Qatar nella urbanistica milanese. Milano è una città che parla arabo ormai da questo punto di vista, ma riprenderemo l'argomento, lo riprenderemo dettagliatamente, così come però vi voglio dire velocissimamente, vi voglio segnalare un bell'articolo su asianews.it. In Turchia c'è una moda nuova per te mettere a tacere tutti: le detenzioni di fatto, cioè ti prendono, ti portano in galera e non ti dicono nemmeno il perché. Oddio, anche in Italia, per quello possiamo insegnare qualcosa pure ai turchi, ma sta andando forte questa pratica per silenziare critici e oppositori. Un conduttore TV, un rapper sono stati arrestati senza troppe presi, portati via subito, appena al momento, perché in una trasmissione TV avrebbero offeso l'Islam, che è un'accusa che possono fare a tante persone. Le autorità turche utilizzano sempre più spesso pratiche di intimidazione, come le scorte di polizia a persone semplicemente indagate. Ho un'idea: mettiamo su una flottiglia e andiamo
a manifestare contro questa cosa in Turchia. Vediamo se poi il ministro della difesa Crosetto ci manda 2 navi militari a nostra tutela. Io, Max Del Papa e Simone in regia siamo pronti per partire. Mettiamo su una flotta di navigli e andiamo a protestare contro l'infame Turchia. Oppure contro la Cina, perché 4 anni di carcere per una cristiana cinese, una signora Zhang Zhan. Non sto in silenzio a causa del Vangelo, lo scrive Asia News. 42 anni, blogger, avvocatessa. Finì già in cella per aver raccontato delle cose sulla pandemia Covid a Wuhan, dove tutto pare che nacque, e dovrà scontare una nuova condanna in carcere per disturbo dell'ordine pubblico. La sua colpa? Aver cercato di incontrare e difendere un sindacalista nel Gansu. Nelle testimonianze di amici e sostenitori il racconto della profonda fede cristiana che ispira il suo coraggio. Anche qui direi il viaggio è un po' più lungo, però il naviglio lo possiamo sempre usare. Io, Max Del Papa e Simone in regia, e chi ci vuole seguire ci segua. Con la nave andiamo a manifestare contro la Cina, che tra l'altro fa molte più vittime di quelle raccontate da Hamas, che il racconto e la fonte è loro, per la striscia di Gaza. Come la mettiamo? Ce ne sono molti di più, di bambine, di vecchi, di anziani che muoiono repressi dalla Cina, per esempio in Tibet, ma non solo. E la minoranza islamica cinese non la difendiamo, la stanno massacrando da anni, morti, decine di migliaia di morti, ma non succede un cacchio. Quindi noi andiamo con la nave e pretendiamo di essere scortati fino alle acque territoriali cinesi, poi da lì in avanti ce la caviamo noi. Avete ascoltato